ritrovati in un appuntamento con voi La Linea. Il mondo del terziario è allo stremo. Gli indennizi arrivano con il contagocce, non ci sono tempi certi sulle riaperture. Anche l'associazione dei commercianti non sa più che risposte dare agli imprenditori in difficoltà. Ne abbiamo parlato con Alberto Marchiori, presidente di Ascom Pordenone e membro del Comitato Economico e Sociale Europeo. Presidente Marchiori, il mondo del terziario è allo stremo, in piena zona rossa. Intanto in questi giorni è arrivato il decreto sostegni, secondo lei sufficiente almeno in parte per lenire queste difficoltà? È un puntello messo nel posto sbagliato, a mio modo di vedere, perché 32 miliardi erano già stati stabiliti, ma di fatto al nostro mondo arrivano delle briciole e i nostri imprenditori non hanno bisogno di briciole, i nostri imprenditori non vorrebbero nemmeno questi pseudo ristori, vorrebbero lavorare. Rispetto a un anno fa non è cambiato nulla, anzi è peggiorata la situazione. Continuano a mantenere chiuse aziende tipo le palestre, adesso anche gli estetisti, i parrucchieri, è come se il virus si divulgasse in queste realtà dove c'è la massima attenzione. Teniamo chiuse le scuole perché l'aggregazione porta alla diffusione del virus, che non è assolutamente vero, perché è dimostrato che all'interno delle scuole non c'è questo problema. Il problema c'è fuori, c'è durante i trasporti, c'è durante le aggregazioni all'esterno. E con le scuole chiuse i ragazzi non possiamo pensare di tenerli fermi. I ragazzi si aggregano fuori, nei parchi, dappertutto. Allora cosa dobbiamo mettere? Un poliziotto per ogni persona che c'è fuori? Le nostre imprese sono esanime, non ce la fanno più, ci hanno chiuso anche tutto il settore dell'abbigliamento, le mercerie. Noi riceviamo quotidianamente telefonate dei nostri e chiedono a noi cosa possiamo fare, cosa facciamo, non ce la fanno più. Cioè, ritengono anche il mondo associativo responsabile di questa cosa. Ci siamo dati da fare per portare a casa anche a livello regionale una legislazione che vada incontro alle città, al piccolo commercio, ai proprietari degli immobili che abbattono i canoni, di tutto e di più. Ma quando uno sta morendo, lei può fare quello che vuole, ma lui sta morendo e se la prende col mondo intero, giustamente. E quindi io esprimo a tutti loro la massima solidarietà e spero che qualcuno ci ascolti. In più c'è una diffusa depressione che non colpisce solo gli imprenditori, colpisce i familiari, ma colpisce anche la gente normale, perché questo clima sta creando depressione e questi vaccini non arrivano e arrivano in malo modo. Quindi anche il sistema sanitario regionale nostro, io chiedo un cambiamento di rotta. Dobbiamo cambiare tutti, qui non è un problema di colorazioni politiche eccetera, qui è un problema di organizzazione e di dare un servizio alla gente che non ne può più. Ecco, si guarda anche con attenzione a quello che può essere il sostegno da parte dell'Europa, lei continua a mantenere un ruolo importante a Bruxelles. Sì, l'Europa diciamo che è stata strategica, ha fatto degli interventi molto importanti, pensate solo a tutti i finanziamenti sotto forma di obbligazioni che l'Europa ha intrapreso, i fondi SURE sono quelli che vengono usati per la cassa integrazione, sono tutti di provenienza europea, soldi che dobbiamo restituire a tassi molto bassi, l'Italia è una di quelle che ne ha usufruito ancora di più e ad oggi c'è una domanda in esubero rispetto alla cifra che era a disposizione di 90 miliardi da parte di tutti gli altri paesi. Quindi c'è questa situazione che è drammatica non solo a casa nostra, è generalizzata. Ecco, per quanto riguarda Ascom Pordenone, quest'anno c'è il rinnovo delle cariche, Marchiori si ricandiderà? Ma Marchiori finisce un incarico di 28 anni. Lo statuto, così come è stato variato più volte a livello nazionale, consentirebbe anche un rinnovo, ma non è mia intenzione, nonostante le energie. Io penso che il ricambio ci debba essere e auspico che ci sia chi sia in grado di creare i presupposti per un'ulteriore crescita dell'associazione.
Tra le categorie più colpite dalla crisi c'è sicuramente il mondo del fitness e delle palestre, un settore che nel 2020 ha perso 8,5 miliardi con un crollo del 70% che nel 2021 è destinato ad aumentare se non arrivano sostegni economici, un piano d'azione per la riapertura. I gestori delle palestre sono allo stremo senza ancora una data certa d'apertura, come conferma Roberto Bolelli, delegato regionale dell'Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport. Siamo in collegamento Skype con Roberto Bolelli, delegato regionale ANIF, l'Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport. Partiamo proprio con la prima domanda legata a quando apriranno le palestre. Avete avuto delle indicazioni o no? Purtroppo assolutamente no, e quindi stiamo brancolando nel buio, stiamo aspettando da giorno a giorno che qualcuno ci dica qualche cosa. Purtroppo la situazione è che veramente non abbiamo nessun tipo di riferimento, non abbiamo nessuna persona che, diciamo così, ci possa dare un'indicazione precisa, e questo è di per sé già molto grave, perché chiaramente anche rimettere in moto degli impianti dopo tanto tempo che sono stati chiusi necessita di tempo, di programmazione. Faccio per dire, anche chi ha una piscina o chi ha un impianto un pochino più articolato ha bisogno di tempo per le pulizie necessarie, per i processi di sanificazione e tutto il resto, quindi questo fatto ci mette veramente in ulteriore difficoltà. Ulteriore dico perché in realtà i problemi sono molto grossi, in quanto per quanto riguarda la questione ristori o ripartenza, come viene definito adesso, i calcoli che abbiamo fatto come associazione sono che avremo forse qualche migliaio di euro. Questo è principalmente legato al fatto che il governo ha inteso diciamo così, privilegiare le parti commerciali delle palestre, che per intenderci sono quelle dove noi vendiamo le magliette, diciamo, il caffè, le proteine, chi più ne ha più ne metta, se escludendo di fatto quello che è il nostro, diciamo così, le nostre letterature più importanti, che sono quelle istituzionali, cioè quelle legate agli abbonamenti e alle quote di tesseramento. A ciò aggiungiamo anche il fatto che gli istruttori sono da mesi che non prendono alcun ristoro, nessun aiuto, quindi dall'inizio di gennaio che non ricevono nessun tipo di aiuto, e per non parlare poi quelli che sono in partita IVA, che proprio sono stati assolutamente dimenticati. Per concludere un quadro già di per sé molto fosco e difficile, l'applicazione della legge di riforma dello sport che è passata il 28 di febbraio ci mette nelle condizioni a settembre, se non cambia qualche cosa, di trovarci con un aumento dei costi di quasi il 30%. Quindi questa è una situazione veramente in cui il mondo dello sport, il mondo dilettantistico, che non dimentichiamo è il mondo sul quale le società sportive e soprattutto gli sport di elite poggiano le loro basi fondamentali, è in grandissima crisi esistenziale. Rischiamo veramente che lo sport in termini assoluti venga ad essere, diciamo così, distrutto. Quindi è un grido d'allarme che noi lanciamo in maniera tale che qualcuno veramente si prenda le responsabilità. Quindi è passato un anno, sono passati mesi, ma vi ritrovate appunto a capo con dei ristori che coprono neanche tutte le spese, parte delle spese. Allora ci ritroviamo dopo un anno ancora peggio di prima, perché se prima potevamo contare anche in gran parte di noi sulle proprie, diciamo così, risparmi personali, c'è un dato del fatto: dopo un anno in cui noi non incassiamo, non lavoriamo, paghiamo le tasse, paghiamo le utenze, perché comunque certe utenze devono essere tenute aperte, noi comunque abbiamo spese per migliaia di euro mensili comunque, perché ripeto, un impianto, una palestra, un centro fitness sono migliaia di metri quadri di cui bisogna comunque pagare per esempio un affitto, e quindi ci ritroviamo che i ristori che sono stati dati precedentemente, e ringrazio per l'ennesima volta la Regione Friuli Venezia Giulia, che è stata l'unica che si è adoperata in termini sia di efficienza che di efficacia, a differenza del governo, e quindi devo dire la verità, ci ritroviamo con poche migliaia di euro di ristori e con un debito complessivo che grava sulle nostre teste di migliaia e migliaia di euro. Una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco in diretta da voi la linea.
Bentornati in diretta da Voi la Linea, ci colleghiamo subito con la nostra Isabella Gregorato che ha seguito per noi la conferenza stampa di giunta comunale a Udine. A te la linea, buongiorno. Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. La conferenza stampa di giunta si sta ancora tenendo, oggi i lavori infatti di giunta si sono protratti più del solito. Comunque il sindaco Fontanini, il sindaco Pietro Fontanini ha accettato di uscire per noi proprio per renderci edotti, per dirci quali sono le ultime decisioni appunto della giunta. Intanto io partirei dalla questione dell'area ex Dormice, perché avete dato in un certo qual modo una mossa, no? per il cambiamento del piano regolatore generale della città. Sì, già il scorso mese di luglio il Consiglio Comunale di Udine aveva deciso di ridurre le zone H. Oggi abbiamo in comune un giovane laureato dell'università che sta lavorando. Oggi la Giunta ha riaffermato la necessità di procedere rapidamente per la revisione delle zone H, che significa ridurre gli spazi commerciali che sono distribuiti nella città di Udine. In pratica si andrà alla riduzione, come nella zona della ex Dormis, diminuendo in pratica le superfici che sono destinate al commercio per invece aprirle ad altre destinazioni che non sono quelle commerciali. E comunque non si esclude la presenza di un'area commerciale. 1000 metri, si può arrivare fino a 1000 metri, si arriverà col nuovo piano regolatore? No, dipende. Ad esempio per quanto riguarda l'area Dormis c'è la proposta dell'attuale proprietà che ci chiede di passare da 1500 a 1000 metri quadri. Poi in altre realtà addirittura si potrà andare anche alla riduzione totale, dal momento che i proprietari dei terreni ci hanno chiesto di passare a queste misure. Ecco, perché in altre zone vengono bloccati e lì non si può ancora bloccare? No, da nessuna parte non vengono bloccati. Il piano regolatore è stato fatto dai miei predecessori, adesso noi andiamo a rivederlo. È chiaro che non possiamo togliere un diritto a uno che vuole esercitarlo. Se il proprietario dei terreni non vuole avere una zona commerciale, noi ben volentieri gliela togliamo. Questo stiamo facendo e vogliamo fare rapidamente perché abbiamo verificato che ci sono molte zone H che non sono mai partite e quindi è bene che la città di Udine riduca queste zone destinate al commercio. Quindi area ex Dormice fino a 1000 metri, attività commerciale si potrà fare anche col nuovo piano regolatore? Per adesso è così, questo prevede la variante. Poi non lo so se la proprietà troverà altre soluzioni che potrebbero essere anche alternative alla zona commerciale, fare un'area di servizi. In questo caso noi siamo ben disposti a modificare la destinazione, però è chiaro che bisogna seguire la volontà del proprietario, non possiamo imporgli qualcosa che tra l'altro è già previsto dal piano regolatore, perché lui ci chiederebbe poi i danni, penso. E comunque le trattative stanno continuando? Sì, stanno continuando, non c'è un'emergenza, non c'è una velocità nelle decisioni, quindi abbiamo il tempo di riflettere, di analizzare ulteriori possibilità, sperando che la proprietà sia d'accordo. Ecco, un altro progetto interessante del quale appunto ha parlato il primo cittadino di Udine riguarda i giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni, per cercare di recuperarli nel senso di portarli o allo studio o a lavorare. E quindi avete preso degli accordi con l'ENAIP in questo senso? Sì, l'ENAIP ci ha chiesto un partenariato, una collaborazione per portare avanti un progetto molto interessante per motivare i giovani dai 18 ai 30 anni che non stanno lavorando e non stanno studiando, perché purtroppo ci sono anche questi casi in città, quindi attraverso una loro mobilitazione che passa attraverso le strutture dell'Informa Giovani e di Attiva Giovani, che sono due realtà che operano in città, vorremmo avvicinare questi giovani e spiegare loro attraverso l'ENAIP che è importante che facciano qualche corso, che si qualifichino per entrare nel mondo produttivo e non restare in pratica a casa a far niente. Questa è la volontà, insomma, in estrema sintesi di questo progetto. Ecco, poi un'altra iniziativa riguarda anche gli alloggi popolari, gli alloggi di edilizia popolare. Tra l'altro ce ne sono diversi anche nelle vie del centro. Quindi avete pensato di innalzare il tetto per l'ISEE?
Sì, abbiamo innalzato l'ISEE per permettere a più famiglie di poter accedere a questi alloggi popolari. Ce ne sono 3 grossi in città e l'ISEE è stata innalzata fino a 42.000 euro. Quindi questo dà la possibilità a tante famiglie di poter accedere a questi bandi che hanno un valore dell'immobile calmierato e anche l'affitto calmierato e danno la possibilità di avere a disposizione degli appartamenti nuovi. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Io restituirei la parola allo studio, eventualmente se avete ancora bisogno di me mi dite, perché ci sono ancora alcuni argomenti che potrebbero essere approfonditi anche nel corso della diretta. A voi la linea. Grazie a te Isabella, al sindaco Fontanini. E ora andiamo ad Aquileia. Parliamo di un accordo straordinario che consente di sbloccare fondi per milioni di euro e rilanciare Aquileia anche attraverso una migliore fruizione dei suoi siti archeologici. A dirlo è il sindaco Emanuele Zorino, che commenta con grande soddisfazione l'accordo di collaborazione amministrativa sottoscritto tra la Regione e il Ministero della Cultura. L'accordo firmato ieri dalla Regione con la Soprintendenza, col Ministero della Cultura e con il Segretariato regionale è un accordo effettivamente storico. È stato detto bene, insomma, si parla di un patrimonio di investimento di oltre 13 milioni di euro, a cui in realtà si potranno sommare altre diciamo, risorse che sono chiaramente in questo momento concentrate su Aquileia. Questo è solo la fine, diciamo, di un lungo percorso durato quasi un anno, nella quale appunto si stava cercando una modalità per riuscire a mettere in campo e cantierare praticamente tutta una serie di iniziative che erano state già in precedenza individuate e fra l'altro finanziate, ma che non avevano uno strumento capace, voglio dire, appunto di spendere. Diciamo che l'intuizione della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha risposto prontamente a una richiesta fatta dalla soprintendenza, invece va verso una via virtuosa, ovvero una collaborazione fra gli enti. L'ufficio unico avrà sede ad Aquileia e diciamo, sarà composto il suo interno da dipendenti che vengono da realtà regionali e dalla soprintendenza, in collaborazione con logicamente anche l'ufficio tecnico del comune di Aquileia. Tutto ciò porterà a un fluidificarsi, voglio dire, di quelle che sono le azioni a livello dei lavori, quindi riuscire a spendere sicuramente i 13 milioni, ma non solo, perché anche per Aquileia questo strumento rappresenta un upgrade, perché il comune di Aquileia, che è una piccola amministrazione perché conta 3.500 abitanti e di conseguenza ha una struttura organica basata sul numero di abitanti e su quelle che sono le entrate, logicamente, si trova tante volte a dover affrontare tutta una serie di burocrazie che non sono quelle di una classica città. Quindi applicare questo tipo di strumento all'interno della città è sicuramente una sperimentazione molto interessante e che sicuramente porterà dei suoi benefici. C'è anche una polemica legata al fatto della presidenza della Fondazione Aquileia che manca, insomma, dopo l'addio di Zanardi Landi. È una polemica che è venuta fuori ieri anche attraverso l'ex assessore regionale Torrenti. Lei cosa si sente di rispondere? Penso che questa operazione dell'ufficio unico prescinda in realtà da tutti quelli che sono i discorsi legati a quello che è successo recentemente sul cambio o comunque sulla vacanza di quella che è la presidenza di Fondazione Aquileia. Quindi Fondazione Aquileia non ha perso la sua diciamo, funzione, anzi continua molto bene dal punto di vista di quelle che sono la gestione di tutte le aree archeologiche e il patrimonio che in questo momento gestisce e che è enorme e che sicuramente è merito di Fondazione Aquileia. Se oggi Aquileia ha un altro tipo di approccio e sicuramente anche un tipo di visione da parte di chi la viene a visitare. Quindi io non metterei, voglio dire, in contrapposizione strumenti che esistono, che sono stati costruiti per Aquileia, che servono tutti alla realizzazione di un grande progetto, che è quella di questa città della cultura, città parco archeologico vivo, e penso che l'alleanza istituzionale è la soluzione per uscire da questo momento, uscirne bene e uscirne anche
permettetemi, in maniera veramente grande. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.